Molti chiacchierano, la regione invece agisce. E come si agisce? Il progetto di proposta del ponte di Bassano fra i patrimoni UNESCO ha già ottenuto un primo finanziamento da parte del governo veneto, che ha stanziato 120.000 euro per gli iter di monumenti e meraviglie venete da proporre all'attenzione mondiale. Il presidente Zaia, assieme al comune di Bassano, ha deciso di portare avanti questa importante iniziativa per riconoscere il Ponte degli Alpini monumento nazionale come bene UNESCO. E visto insomma il simbolo, il valore che ha, ma soprattutto anche grazie al grande lavoro che è stato fatto per il restauro. Il percorso non sarà facile e neppure breve, ma questi primi passi sono fondamentali per tracciare la rotta verso il riconoscimento UNESCO. Che proprio a livello nazionale è stato riconosciuto come un bene di tutto il paese, riteniamo sia fondamentale anche che abbia una tutela particolare a livello di UNESCO, e quindi su questo adesso inizierà l'iter, un iter che sicuramente è lungo, però già che ci sia stato il via libera da parte della regione vuol dire che questo è un altro monumento simbolo per il quale noi faremo di tutto per portare avanti questo progetto importante. In un futuro non troppo lontano, Bassano potrebbe essere il vertice di un triangolo formato dal massiccio del Grappa, che nell'UNESCO è già entrato come bandiera della biosfera, le Malghe dell'altopiano dei 7 comuni e la Cartolina con il ponte, le montagne, la città e tutto un mondo che ci invidiano in molti. Insomma, un territorio patrimonio dell'umanità.